Sono la Enza, la femmina del gestore Renato De Zordo, che gestiona il rifugio Sonnino al Coldai da ben 44 anni. A scominciato del 68, il rifugio è stato fabbricato nel 1905, ma dopo è stato bruciato dai tedeschi. È stato ricostruito per 2 anni dopo e velo. Un bel dia ho deciso da cambiare vita, l'era libero e siamo venuti su al Coldai. Tutti sti anni ho passato con difficoltà perché i primi anni si girava con la candela. Dopo man mano ho ingrandì, comprare il gruppo elettrogeno, adesso che non doi, ho la luce, ho anche la corrente. Il rifugio è stato fatto per gli alpinisti, che i primi anni era pochi, e con manco pretese anche la gente che veniva su. Dopo man mano gli ha sempre più pretese. Lei anche è un punto strategico che passa l'alta via numero 1, che le partenze per la ferrata degli Alleghesi o per la normale del Suita. Lei anche di Saron che arriva fino al laghetto, che è bellissimo, la fa la passeggiata, allora lei anche turisticamente va al laghetto e torna in Drio. L'estate le so difficoltà perché partì senza teleferica, dopo non fare la teleferica insieme, sapeva da dire le candele, dopo man mano le è venuta corrente, però la gente è stata sempre, una volta noi prenotava come ti alberghi, i veniva su e capitava una volta che ne era 6, una volta che ne era magari 30, adesso mi pare che lo ciapa più come alberghiero, nel senso che chi che viene su prenota, sicuri di avere il posto da dormire, perché una volta si adattava come che mai, insomma, ecco. Mi sono Renato De Zordo, sono arrivato qua nel 68, hai veduto che aveva cominciato Mariano Rettoni e i vecchi gestori a creare il tracciato della ferrata. Aveva fatto anche dei lavori, però li era fatti un po' alla buona. Allora mi hai cambiato tutte le corde, hai cambiato tutto e sono arrivato sulla cima, perché la ferrata degli Alleghesi è quella che ti dà più lavoro e che è più bella di tutti qua in giro. Penso che sia una delle meglio che lei qua sulle Dolomiti, insomma, come panorama, come tutti, insomma. Partiamo qua alle 4:30 della mattina, lavoriamo tutto il dia e viene giù con la pila, ma se stai, penso, più di un mese in 2 a lavorare su là per mettere i ciodi, per tirare le corde, per fare che era da fare, insomma, no? E dopo avevano anche aggiustato la normale a venire giù, perché era là che succedevano tutti gli incidenti e mortali anche. Una volta arrivai sulla cima, in pochi minuti, 10 minuti si sono al Torani. Dopodiché, si sapeva che c'era al Torani e si sente, però prima non era niente, era solo il bordione là al passo del Tenente.
Allora è successo 2 o 3 incidenti mortali che anche mi sono venuto ai tole, no? E allora ho messo giù un po' le corde, perché quando chi fa una ferrata e si sente stanchi, la gente non ha più la sicurezza. Una volta non era servizi che l'ha adesso, no? Non era elicotteri, non era niente. E bisognava. E mi ricordo anche il primo giorno che siamo venuti qua, arrivavano 3 persone. E noi siamo qua in 3, insomma. Dopodiché sti qua io giù a fare una piccola via non grande, sulla va grande uno si spacca le gambe. E l'era l'ingegnere Calamina, quel che ha fatto il libro del Civetta, che ha scritto il libro del Civetta. E sono andato su, e sto boccia la gamba rotta, la carriera sulla schiena, sono venuto su, e Calamina mi ha detto, no, mi non mi fido di ciò che ti metto tutti. E l'ho lasciata su tutta notte, mi sono venuto con lui. E il soccorso l'abbiamo fatto noi così, con una barella fino a Piola. Una volta le capita qua, spiro alla porta, Siria, e è dovuta fare una scalata su Monte Coldai. E là un suo compagno che ha buttato un sasso che ha spaccato tutte le costole, no? Allora siamo qua al soccorso e mi sono giù su e qua era un dottore. E il dirveglia in cammino, però il dottore non era buono di venire su, ma tocca il tira su. E poi mi ha detto, no, questo qua non si può spostare perché ha le costole nei polmoni. E porco cane. Allora abbiamo tirato sulla barella, e 2 francesi che erano là al lago, e io ho detto, beh, dai una mano a me. E sono su, e quando sono su mi ha detto, pensi che muoia? Insomma, niente, l'abbiamo calato e l'abbiamo portato giù, è andato all'ospedale, l'hanno operato. E dopo qualche anno è arrivato qua con le figlie e mi ha detto, ragazze, se non c'era questo signore voi non sareste nate. Allora il rifugio di Saron 40 anni fa aveva appena 60 posti letto e così arrivai in soffitta, era proprio pagliericci, addirittura pagliericci. Dopo man mano ho ingrandì e sono arrivati a 83 posti letto, senza contare il bivacco che resta sempre aperto. Anche col magnà, in prima si misero minestrone, una pasta asciutta, una polentina, e dopo ho comprato anche una bella macchinetta che fa la polenta. Man mano si comincia a fare i canederli, che saria le balote, la polenta col formai fuso, il funk, e vede che l'azienda è tan contenta, tanti viene anche solo che per mangiare a fare la gita, anche do traiote, dopo anche dei gruppi che vengono la sera a se mangiare sti canederli. E pensi che sia importante anche curare il lato della cosina. E per il resto disaria che sta passione che ne ten qua è proprio il contatto che si ha con questi clienti che tornano sempre, vede sta gente sempre contenta, se cerca di fare una parola. Dirò che i primi anni l'era più contatto, si parlava di più perché l'era poca la gente, adesso che sa in grandi mi sono in cosina, ogni cameriere fuori che è anche bravi, sa, però sa per un cin che il contatto umano che si aveva prima da dire parlare con la gente e così. Dopo sì, l'è sempre anche Renato che gli spiega le vie, che ne ha fatte tante anche lui, le vie qua anche che occorre il tempo anche per dire all'attacco, per dire a fare queste vie sulla nord del Civetta, perché è importante anche come partenza per i scalatori di chi che fa 6° grado, che ne fa sta qua, ci saranno dopo tanti anni, le anche proprio l'amore per la montagna, per i ricordi, per la via che piaceva qua su. E il fiol che gestisse l'albergo a valle che con tanti sacrifici si aveva tira su, e ne disse, guarda che siamo proprio un cinvecciotti a di sua che le quote, le meglio che stede tutto albergo, ma noi lassù proprio non le piace, tornano sempre al Coldai. Disaron che come profitto forse l'encinca là perché essendo anche noi vecciotti ha un bisogno più personale, una volta si fia più da se stessi, si lavorava più ore e adesso ne tocca anche a fare qualche riposino. Ma chissà, dicono sempre che è l'ultimo anno, ma insomma spero che da che la fai ancora qualche anno. Mi piacerebbe fare da 50 anni, adesso è 44, vedaron. Dopo come stagione più bella mi la trovo a settembre,
Settembre le più tranquillità, le più veri alpinisti che va in giro, più tranquilli. Agosto è il turista del giorno, che allora pretende anche a Val de Pi, anche aquel che magari a sta quota non si può da praticamente. Dopo la sera mi tocca dire che specialmente in settembre c'è un tramonto che le Val de Bel, anche dopo un temporale delle luci che non si vede dappertutto così. E allora mi Renato De Zordo vi saluto e spero magari da se trovate in un'altra occasione che venite su a Necciatà ancora. E vi ringrazio di tutto.